di 12 maggio. Vediamo le prime pagine dei giornali partendo, come al solito, dal Corriere della Sera. Due titoli principali. Sugli sbarchi l'Italia incalza l'Unione Europea, titola il Corriere. Mogherini alle Nazioni Unite, agire subito e insieme. Tanto la Libia bombarda un mercantile turco, meglio la fazione di Haftar, il governo di Tobruk libico. Le richieste: 25.000 migranti da trasferire all'estero e 250 milioni di aiuti. L'Italia chiederà domani all'Unione Europea di distribuire 25.000 migranti nell'Unione anziché i 20.000 ipotizzati e 250 milioni di euro per l'emergenza. La responsabile per la politica estera europea Mogherini chiede il via libera alle Nazioni Unite al piano antitrafficanti. Il governo libico bombarda una nave turca che portava armi alle milizie di Tripoli, l'altra fazione principale libica. Poi c'è la questione del lavoro fisso, crescono i nuovi contratti, titola il Corriere della Sera. Il PIL torna positivo dopo 13 trimestri. L'Istat domani annuncia i dati, interrotta la recessione perché cresceremo dello 0, qualcosa. Forse. L'Italia vede la fine della recessione, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Incredibilmente. Domani l'Istat dovrebbe ufficializzare il ritorno al segno positivo del prodotto interno lordo, il PIL, dopo 13 trimestri e l'INPS diffonde dati positivi. Nel primo trimestre 2015 sono state 91.277 le assunzioni a tempo indeterminato in più rispetto allo stesso periodo del 2014, più 24%. La strada è lunga ma la macchina è ripartita, commenta Renzi twittando. La CGIL parla di regalo alle imprese. Peccato che però i numeri, perfino Enrico Marro nello stesso commento che affianca il sommarietto entusiastico di prima pagina, i numeri dicono altro e i numeri non li dà l'INPS ma l'Istat. Commenta Enrico Marro, non si vede un aumento del numero di occupati, ma non soltanto non si vede un aumento del numero di occupati, perché i dati dell'Istat dicono che nei primi 3 mesi dell'anno si sono persi 111.000 posti di lavoro, meno 111.000 posti di lavoro, dai 22.306.000 occupati del dicembre 2014 ai 22.195.000 dello scorso marzo, che fra dicembre e marzo, negli ultimi 3 mesi, significa aver perso altri 111.000 posti di lavoro, perché l'INPS si occupa soltanto della trasformazione eventualmente di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e continua a salire la quota di assunzioni a tempo indeterminato sul totale. È il totale che non aumenta, anzi diminuisce negli ultimi 3 mesi di 111.000 posti di lavoro in meno. Ci mancherebbe pure che non aumentino i contratti a tempo indeterminato, scrive a pagina 3 Enrico Marro giustamente, visti i generosi contributi fino a 8.060 euro all'anno per 3 anni per ogni assunto di sgravio. Ma non si vede ancora l'aumento del numero di occupati, anzi c'è la diminuzione. Dati dell'Istat, nei 3 mesi meno 111.000. Bisogna dirlo perché altrimenti il tweet impera. Le premesse perché anche questo secondo risultato si raggiunga, cioè l'aumento dell'occupazione, cominciano a intravedersi. Domani dovrebbero essere confermate dai dati dell'Istat sul prodotto interno lordo del primo trimestre queste premesse perché si intraveda e si potrebbe intravedere l'aumento dell'occupazione, la ripresa dell'economia. Perché? Perché domani l'Istat dovrebbe dire che il prodotto interno lordo del primo trimestre è cresciuto di un paio di decimali, cioè dello 0,2% circa, sancendo l'uscita dalla lunga recessione dopo 13 trimestri consecutivi col segno meno. Fate voi, se questo è il modo di fare i titoli in prima pagina e poi raccontare le cose come stanno, più o meno, alla pagina interna. Ma l'incremento del PIL, che comunque sarà molto modesto quest'anno, si riverbera con ritardo sull'occupazione. Il contratto a tutele crescenti, Jobs Act, è lo strumento grazie al quale le imprese possono stipulare dallo scorso marzo un contratto nominalmente a tempo indeterminato, scrive il Corriere, ma è accompagnato da norme che rendono più facili i licenziamenti rispetto ai vecchi contratti tutelati dall'articolo 18, cioè nominalmente lo chiamiamo contratto a tempo indeterminato. Si chiama contratto a tutele crescenti, prevede una facoltà di licenziamento
più facile. Quindi chiamiamo la carne pesce, così la mangiamo anche di venerdì. Questo è il discorso di base. Se noi chiamiamo contratto a tutele crescenti e lo chiamiamo un contratto a tempo indeterminato, poi l'INPS ci dice che sono aumentati i contratti di questo tipo. Invece di fare il cococò di una volta, faccio questo qua. Dopodiché ti licenzio comunque con la stessa facilità di prima, anzi di più, rispetto al vecchio contratto. In ogni caso, se noi chiamiamo la carne pesce, la possiamo mangiare anche il venerdì. Era il trucco di vecchi monaci crapuloni, ribattezzare la carne in pesce per poter soddisfare l'obbligo di non mangiare la carne il venerdì. Più o meno è il contratto a tutele crescenti o Jobs Act che dir si voglia, all'interno del Jobs Act. Saranno i fatti, scrive il Corriere, a dirci se e quanto questo tipo di rapporti di lavoro, quelli che l'INPS chiama contratti a tempo indeterminato, il contratto a tutele crescenti, il Jobs Act, saranno stabili e considerati tali dagli operatori economici. Va poi fatta chiarezza circa le differenze tra i dati dell'INPS, le comunicazioni obbligatorie delle aziende su assunzioni e cessazioni dal lavoro, dalle rilevazioni dell'Istat. Come ha osservato il presidente Istat all'EVA, le comunicazioni obbligatorie dell'INPS non si riferiscono alle persone, ma ai contratti attivati, cessati o trasformati, molti da tempo determinato a indeterminato, grazie al nominalmente, come scrive il Corriere, contratto a tempo indeterminato, cioè lo chiamiamo contratto a tempo indeterminato, quello a tutele crescenti, così che possiamo fare i conti sulla stessa materia cambiando i nomi. Dunque, le comunicazioni obbligatorie dell'INPS non si riferiscono alle persone, ma ai contratti attivati e sono relativi al solo lavoro dipendente parasubordinato settore privato. Una stessa persona può avere più di un contratto durante il periodo di osservazione, quindi il saldo tra attivazioni e cessazioni dal lavoro non si traduce automaticamente in una variazione del numero di occupati, che sono invece rilevati per tutta la platea dei lavoratori dall'indagine dell'Istat, la quale semplicemente ci dice che nei primi 3 mesi dell'anno c'è stato un calo del numero degli occupati. In 3 mesi abbiamo perso 111.000 posti di lavoro. Questa sarebbe la notizia vera, non quella di prima pagina. Al lavoro fisso crescono i nuovi contratti, è un modo per celare la realtà. Abbiamo perso 111.000 posti di lavoro in 3 mesi, negli ultimi 3 mesi. Per quanto concerne ancora la prima pagina del Corriere della Sera, Alto Adige amaro per Forza Italia, che si ferma al 4%, avanzata della Lega Nord, un crollo verticale. A Bolzano Forza Italia passa dal 21,5% del 2010 al 3,6% attuale, un mini test elettorale per il comune che però ha ripercussioni sul partito di Forza Italia a livello nazionale. I voti dati in passato a Forza Italia sono in larga parte confluiti, scrive il Corriere in prima pagina, nel carniere della Lega Nord di Matteo Salvini, che raddoppia i voti rispetto alle ultime europee sia a Bolzano che a Trento. Giovanni Toti chiede di commissariare il partito locale, Raffaele Fitto è più duro, Forza Italia non c'è più. Ad Aosta la Lega passa dall'1,6 al 10 e qualcosa nelle comunali di Aosta. Sempre poi dal Corriere della Sera, 316 milioni già spesi, altri 406 da scucire, quanto costa all'erario la giustizia lumaca. A svelarlo uno studio pubblicato dal Ministero della Giustizia che ha valutato 139 tribunali civili italiani. La classifica vede al vertice per efficienza Lanciano e Trieste, Marsala al terzo posto stupisce. Il piccolo tribunale meridionale, scrive il Corriere in prima pagina, sta implementando un modello per evadere rapidamente gli arretrati, ideato a Torino dal giudice Mario Barbuto. Il metodo, che consiste nel trattare i procedimenti più vecchi, targando i fascicoli con l'anno di iscrizione a ruolo, è stato perfezionato proprio a Marsala ed è importabile, dice al Corriere lo stesso magistrato Barbuto. I presidenti dei tribunali non si devono rassegnare, non tutto dipende dal tasso di litigiosità e dai buchi nella pianta organica degli uffici. Infine, prima applicazione della legge Brunetta, che è in vigore peraltramente da 6 anni, licenziamento per un primario assenteista. Il medico dovrà risarcire anche 30.000 euro. La condanna per assenteismo a Milano di un primario ospedaliero è la prima applicazione in Italia di una norma della cosiddetta legge Brunetta che, pur in vigore da 6 anni, suona l'allarme per 3.200.000 dipendenti pubblici. Chi attesta falsamente la presenza sul lavoro, anche se non processabile per falso in atto pubblico e perfino se assolto per truffa,
rischia da 1 a 5 anni di carcere, il licenziamento disciplinare e lo stipendio da risarcire. La pronuncia del Tribunale di Milano, e se ne occupa Luigi Ferrarella. Prima applicazione in Italia di una norma della cosiddetta legge Brunetta a 6 anni di distanza da quando è entrata in vigore la medesima legge. Suona l'allarme per 3.200.000 dipendenti pubblici, probabilmente ignari di rischiare, se attestano falsamente la presenza al lavoro, non il reato di falso in atto pubblico, nella maggior parte dei casi neanche il reato di truffa allo Stato, ma comunque una legnata, condanna da 1 a 5 anni di reclusione, risarcimento del danno pari allo stipendio indebitamente percepito e anche, se non forse soprattutto, conseguente licenziamento disciplinare. Tutto in forza di una semisconosciuta norma della legge Brunetta, l'articolo 55 quinquies del decreto legislativo 165/01, come modificato dal decreto legislativo 150/2009, scomodo battesimo sperimentato ieri sulla propria pelle dal primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli di Milano, Giorgio Barzoi, accusato di aver fatto falsamente attestare la propria presenza sul lavoro. Il medico, benché assolto anche dall'imputazione di truffa allo Stato e non processabile per falso in atto pubblico, è stato condannato dal giudice Paolo Guidi a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa e non menzione, e a risarcire all'ospedale 30.000 euro di danni patrimoniali più danni di immagine in separata sede civile. Sentenza che, dovesse diventare definitiva, farà scattare il licenziamento disciplinare. Il primario obiettava che il suo contratto lo retribuiva non a ore di presenza fisica, ma a obiettivi tutti centrati. Prospettava che la timbratura, per interposta dirigente sanitaria condannata a 8 mesi, servisse semmai soltanto a fini medico-legali e a differenziare l'attività libero-professionale intramuraria da quella istituzionale e non per attestare la prestazione lavorativa. E sottolineava che l'ospedale mai gli aveva chiesto di ripianare il debito orario, consapevole che i primari non sono soggetti a obblighi di orario. La difesa del primario non ha funzionato, è stato condannato. Primo caso a Milano, 16 mesi di carcere e licenziamento dopo l'assoluzione per truffa. Chiudiamo con l'internet veloce, il piano dell'Enel, sostituire 33 milioni di contatori entro il 2019 e procedere alla cablatura delle abitazioni stendendo i cavi di fibra ottica insieme ai nuovi contatori, i nuovi apparecchi dell'Enel. Questi sono gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera. Sulla sentenza sulle pensioni da parte della Corte Costituzionale si sofferma l'ex giudice della medesima Corte, pertanto giudice emerito, Sabino Cassese, nell'articolo di fondo Le strade possibili della Corte Costituzionale. Sono fuori centro le critiche di sconfinamento della Corte Costituzionale con svuotamento dei poteri del Parlamento, perché il compito della Corte è quello di assicurare che le leggi siano conformi alla Costituzione. Più ragionevoli invece le critiche al modo in cui ha proceduto la Corte Costituzionale in questo caso sulla sentenza ormai famosa sulle pensioni. La decisione presa ha molto gravi effetti sul bilancio dello Stato. In un passato abbastanza lontano, ricorda il professor Cassese, la Corte si era dotata di uffici che valutavano le conseguenze finanziarie delle sue decisioni. Riteneva di dover svolgere il suo ruolo di tutore della Costituzione, bilanciando la tutela dei diritti con quella dell'equilibrio finanziario, da cui anche discendono diritti. Più volte in passato la Corte ha atteso e rinviato, aiutando parlamenti e governi a definire e tutelare i diritti dei cittadini, ma senza provocare buchi nel bilancio. Soltanto 2 mesi fa la Corte ha adottato una sentenza importante con effetti solo per il futuro, perché altrimenti si determinerebbe una grave violazione dell'equilibrio di bilancio, articolo 81 della Costituzione. Un bilanciamento fra diritti e costi è necessario quando vi sono prestazioni che, come ha osservato Mario Monti, non sono più sostenibili e quando i costi di una sentenza debbono necessariamente essere compensati dalla riduzione di altri diritti sociali, ad esempio limitando prestazioni in materia di istruzione o sanitaria. La Corte aveva molte alternative. Avrebbe potuto ripetere il monito, la messa in mora che la Corte fa quando non vuole produrre effetti immediati e traumatici con un annullamento, già fatto in precedenza in materia di pensioni. Avrebbe potuto fare una sentenza chiamata nel gergo
additiva di principio, cioè stabilendo il principio della rivalutazione anche per le pensioni di livello pari a 3 volte la minima, ma lasciando a governo e Parlamento il compito di scegliere come provvedere. Avrebbe potuto agganciarsi ad altre norme che stabiliscono soglie e scaglioni diversi, graduando gli effetti della propria pronuncia. Anche questo tipo di decisioni ha molti precedenti e avrebbe potuto infine non comportarsi come Giove Pluvio, facendo trovare gli organi di spesa dinanzi al fatto compiuto. Insomma, una critica pro-governativa. La Corte avrebbe potuto decidere diversamente, dice il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. Lasciamo però la prima pagina del Corriere della Sera, dando un'occhiata anche alla cronaca lombarda sulla questione dell'Expo. Ingerenze da Roma, dice il presidente della Lombardia Maroni, sulla questione del futuro dell'area dell'Expo. Il futuro dell'area si decide qui. Regione Lombardia frena il governo sul coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti. Oggi vertice col ministro Martina e la presidenza del Consiglio. Il governo non può, dice Roberto Maroni, mettere becco in una società per azioni, Arexpo, che controlla il sito dell'Expo. L'esecutivo diventi socio, ma il futuro dell'area è condiviso. Ospiterà l'altra sede dell'Università Statale, dice il presidente della Lombardia. Arexpo è controllata paritariamente da Regione Lombardia e Comune di Milano col 34,67% delle azioni ciascuno, Provincia di Milano al 2%, Comune di Rho all'1%, Fiera al 27,66%. Non è il governo che decide, che entra a mettere becco in una società per azioni, dice Roberto Maroni, e in ogni caso la destinazione già largamente condivisa è quella di realizzare sulle aree Expo la nuova università statale. Maroni è stanco delle continue ingerenze, infastidito dalla sensazione che il governo tenda a tagliare fuori la Lombardia dalle scelte strategiche sul futuro dell'area più importante della regione. Tutto nasce dalla notizia di una riunione fissata per oggi sul futuro delle aree Expo, organizzata dal ministro Politiche Agricole Maurizio Martina. I partecipanti saranno, oltre al Ministero Politiche Agricole, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, della Cassa Depositi e Prestiti e dell'Agenzia per il Demanio. Noi non ne sappiamo nulla, sbuffa Maroni. Nessuno di noi ne ha avuto notizia, neanche l'assessore Garavaglia, che pure è nel Consiglio d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti. Se vogliono fare riunioni tecniche tra di loro, liberissimi, dice Maroni. Di certo il futuro delle aree è affidato alla società Arexpo, con cui nessuno dei soggetti che si riuniranno ha al momento nulla a che fare. Così Maroni. E sempre dalla cronaca lombarda del Corriere della Sera, il sogno spezzato dei profughi respinti dall'Europa, parlano i dublinanti di Milano rimandati in Italia. Cambiare le regole sull'asilo. Si è scoperto che alla minza cucinare non solo gli spaghetti, arancini di riso, pasta coi funghi, eccetera, eccetera. Sostanza, 101 i rifugiati respinti dai paesi europei arrivati all'aeroporto di Malpensa a gennaio 2015, 1040 i rimpatriati dal nord Europa atterrati all'aeroporto di Malpensa nel 2014, 572 le richieste di asilo politico presentate dai rifugiati all'aeroporto di Malpensa l'anno scorso. A fine mese scadrà la convenzione per il centro Dublino, servirà un nuovo rifugio. Sono i rimandati in Italia. Lasciamo la cronaca lombarda con Libero, che si occupa, a proposito di presunti aspiranti profughi, di bivacchi e rifiuti a Porta Venezia, i profughi padroni, titola Libero, l'invasione degli extracomunitari, centinaia di immigrati radunati nelle aree verdi tra bottiglie di vetro e sporcizia. Nei centri d'accoglienza altri 850 arrivi. Da ottobre 2013 sono transitati a Milano oltre 60.000 immigrati, di cui 14.000 minori con famiglie. Il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli, dice ancora con la retorica dell'emergenza profughi. Sono 4 anni che la stazione centrale e Porta Venezia sono periodicamente invase. Non so che vocabolario usino a Maiorino e Pisapia, ma un'emergenza non può durare così tanto. Citofonino agli amici del PD che governano a Roma e a Milano. Risolvano la situazione invece di sperperare i nostri soldi. È ora di finirla, conclude Morelli, di prendere in giro i milanesi. Quel che serve è un'azione decisa, coordinata con questura e prefettura, per evitare queste situazioni di degrado e accertare situazioni di illegalità.
Lasciamo la cronaca milanese, dicevamo, e lombarda, e andiamo alla prima pagina di Repubblica. Arriva una lettera dell'Unione Europea all'Italia. Ok alla flessibilità, ma subito le riforme. Le raccomandazioni di Bruxelles: sanare il nodo delle pensioni. E anche Repubblica parla di boom dei nuovi contratti, quelli nominalmente a tempo indeterminato, come li definisce generosamente il Corriere della Sera. Oltre 200.000 a tempo indeterminato. Per quanto riguarda invece la lettera, le raccomandazioni dell'Unione Europea al governo italiano: bisogna accelerare sulle riforme e sanare il buco pensioni, procedere alle privatizzazioni e entro settembre il nuovo fisco. Oggi la Commissione Europea dovrebbe dare via libera al programma di riforme del governo italiano, raccomandandosi di realizzarle rapidamente. La Commissione aspetta di conoscere le decisioni italiane dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, monitorando l'effetto sui conti pubblici. Non rispettare le indicazioni della Commissione sulle riforme potrebbe mettere in pericolo la flessibilità sul risanamento dei conti pubblici che l'Italia ha finora conquistato. Poi qualcuno spieghi cosa significa flessibilità sul risanamento dei conti pubblici. A pagina 2 di Repubblica c'è il cronoprogramma del PNR, che sta per Partito Nazionale, Nazionale delle Riforme, le riforme che l'Unione Europea dice all'Italia di realizzare rapidamente. Se gli date un'occhiata vi divertite. Riforme istituzionali, legge elettorale, nuovo Senato, con tutto il cronoprogramma, giusto appunto, cioè quando saranno realizzate nel dicembre 2015. Per esempio è prevista l'approvazione definitiva del nuovo Senato, titolo quinto, la riforma costituzionale. Per il luglio appunto la legge elettorale. Il lavoro, semplificazione dei contratti, conciliazione vita-lavoro, semplificazione dei rapporti di lavoro, ammortizzatori sociali e via dicendo. Guardatevi la tabellona anzi, a pagina 2 di Repubblica, è il cronoprogramma del Piano Nazionale Riforme. Mentre per quanto concerne la questione della restituzione del maltolto ai pensionati, è un difficile slalom contabile, scrive ancora Repubblica, quello che in queste ore ha ingaggiato il governo per venire a capo della grana delle pensioni. Il tema che sta dividendo i tecnici è quello della contabilizzazione nei conti dello Stato del buco da 17 miliardi. Stando alle cifre circolate e in mancanza di una valutazione ufficiale del governo, si tratta di 8,7 miliardi di arretrati gli ultimi 3 anni e i 4 mesi del 2015. Poi le pensioni degli 8 mesi del 2015 calcolate col nuovo sistema, 1 miliardo e 900 milioni, il trattamento a regime di 3,4 miliardi all'anno, ma che alcune fonti fanno salire a 5 per il 2016-2017. Il problema sono gli arretrati. Se si seguiranno le regole nazionali, la somma di 8,7 miliardi potrebbe essere trattata come regolamenti contabili e debitori e spalmata sui vecchi deficit, sforando il 3% retroattivamente. In questo caso l'impatto sul deficit 2015 potrebbe essere contenuto, il famoso limite del 3%. Questa interpretazione però non sarebbe conforme alle norme dell'Unione Europea. Secondo autorevoli fonti contabili, l'effetto di competenza, cioè l'anno in cui va imputata la spesa e in cui nasce l'obbligazione, è il 2015, perché è la sentenza del 30 aprile della Corte a far nascere l'onere dello Stato nei confronti dei pensionati. Se così fosse, il deficit PIL del 2015, dal 2,6% programmato, per effetto di una spesa di circa 10,6 miliardi, arriverebbe al 3,2% nel caso di restituzione totale ai pensionati. Si lavora sulle fasce di reddito per evitare il rischio di una nuova manovra economica. In sostanza, chi paga? Di nuovo il contribuente. Anche Repubblica si occupa del tracollo alle comunali, allarme Forza Italia, il 4% a Bolzano, spaventa Berlusconi, boom della Lega Nord, titola ancora Repubblica. Il Cavaliere sotto il 5%, tracolla Forza Italia. E a fondo pagina, invece, la storia raccontata da Paolo Berizzi da Cantù. Saluto fascista a 4 anni, l'ho imparato a casa, dice il bambino. Le maestre e i genitori, basta o via dall'asilo. All'asilo si sta bene, si fanno tante cose, anche il saluto romano. Quel modo di salutare gliel'hanno insegnato mamma e papà e lui obbedisce. Il baby balilla a 4 anni e frequenta una scuola materna
del canturino, scrive Repubblica in prima pagina. I genitori lo correggano o lo cacceremo dall'asilo, dicono le maestre. Loro, i genitori, hanno provato a tenere duro. Sono le nostre idee politiche, ma le maestre hanno insistito e in famiglia hanno dovuto cedere. La prima giustificazione di padre e madre: vogliamo dargli un'educazione rigorosa. L'ultimatum è vietato dalla legge. Se non vi adeguate, il bambino non potrà più frequentare l'asilo. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della Stampa. Migranti, le quote europee, l'Italia ne ospiterà 2000. Pubblicità. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente. Torniamo allora alla prima pagina della Stampa. Dicevamo, sui migranti l'Unione Europea promette più soldi e quote obbligatorie. I 20.000 sbarcati dovrebbero essere divisi tra i paesi in base a PIL e popolazione. L'Italia dovrebbe ospitarne 2.000, la Germania 500 in più. Naturalmente 20.000 è un numero così messo per il momento, perché 170.000 persone sono sbarcate in Italia l'anno scorso, se ne prevedono di più quest'anno, lo dicono tutti. 20.000 a cosa si riferisce? Quelli sbarcati finora? Congeliamo la situazione lì? Insomma, non si capisce. Si capisce però che l'operazione Triton tornerà a essere come Mare Nostrum, con i soccorsi a 50 miglia dalle coste, scrive ancora la Stampa, che poi si occupa col vice direttore Gramellini a fondo pagina nella sua rubrica Buongiorno degli impresentabili. De Luca, l'uomo del PD per la presidenza della Regione Campania, ha invitato gli elettori a non votare certi ceffi presenti nelle liste civiche che sostengono la sua candidatura. Nostalgici del Duce, professionisti del voto di scambio, alcuni in odore di camorra. Ieri il vice segretario nazionale del PD, Guerini, ha ribadito il concetto. Dunque, l'appello più surreale della storia suona più o meno così. Cari cittadini, vi saremo veramente grati se non darete il vostro voto alle persone con cui ci siamo alleati. Ma se sono talmente impresentabili da non meritare il nostro sì, perché vi siete accordati con loro? Perché continuate a restarci insieme anche adesso? Troppo comodo fare accordi con chiunque porti in dote pacchetti consistenti di voti e poi chiedere agli elettori di rimettere le cose a posto, scrive Gramellini. Cioè, noi ci siamo alleati con costoro, però voi, cari cittadini, non votateli. Scegliete quelli buoni. A pagina 4 della Stampa, invece, c'è da segnalare l'articolo di Marta Ottaviani su cosa vuole la Turchia. Per tornare arbitro del Medio Oriente, la partita di Erdogan sostiene gli islamici e duella con l'Egitto. Intanto i libici di Haftar, i libici di Tobruk, del governo di Tobruk, attaccano una nave turca. Il mercantile colpito a cannonate, ucciso un ufficiale perché portava aiuti ai ribelli islamisti di Derna. La Turchia protesta e invia una fregata. Un paese che sta giocando su troppi tavoli, scrive Marta Ottaviani sulla Stampa. Un paese, la Turchia, che anche sulla crisi libica
sta dimostrando tutta la sua ambiguità. La Turchia, membro della NATO, da sempre ritenuto cerniera fra Oriente e Occidente, è una delle poche nazioni che sostiene il governo islamico di Tripoli, non quello di Tobruk. Un sostegno che non è dettato solo da motivazioni ideologiche, ma anche da convenienza. Dal 2009 la Turchia ha avviato una politica estera sempre meno aderente a quella degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, all'insegna solo teorica del buon vicinato con i paesi che un tempo facevano parte dell'impero ottomano, motivo per cui si è parlato spesso di neo-ottomanesimo turco. La Libia è stato proprio uno di quei paesi, insieme con la Siria, dove la posizione della Mezzaluna si è smarcata con più decisione dalla comunità internazionale. La Turchia decise di partecipare all'azione militare del 2011 in Libia con un ruolo interlocutorio, limitandosi a svolgere funzioni di pattugliamento e soccorso, scelta fatta per non indispettire i fratelli musulmani che oggi guidano il governo a Tripoli e ai quali l'attuale presidente della Repubblica Erdogan ha sempre dimostrato vicinanza. La fedeltà turca è stata ben ricompensata. Dopo la caduta di Gheddafi, la Turchia è riuscita a mantenere gran parte degli appalti, calcolati in miliardi di dollari, e soprattutto nel settore edile, che Erdogan era riuscito ad assicurarsi durante le 2 visite nel paese, quando ancora era amico di Gheddafi. La Turchia è quindi in una posizione ambigua, non solo per la comunità internazionale, ma anche per le diverse anime che compongono la Libia e che vedono la Turchia come nazione sempre più presente sul territorio nazionale, ma alleata con la parte sbagliata. Da almeno 3 anni la Turchia è nell'occhio del ciclone per le scelte di politica estera. La Turchia non ha rappresentanze diplomatiche in diversi paesi chiave: Egitto, Israele, Siria e Libia. Nonostante i risultati dell'esuberanza diplomatica, le si siano spesso rivoltati contro e cresca la diffidenza da parte della comunità internazionale, la Turchia non ha perso il sogno di diventare un grande attore regionale in grado di contrapporsi all'Egitto. Un progetto che il presidente Erdogan sta portando avanti non senza rischi per la stabilità del Mediterraneo, stringendo una molto chiacchierata alleanza con il Qatar e rendendosi sempre più protagonista della guerra fra sciiti e sunniti, scrive La Stampa di Torino. Intanto, tornando all'Italia, Rifugiati d'Italia, l'articolo invece di Marco Menduni, che compare anche sul Secolo XIX di Genova, respinti o inseriti nel lavoro, il bivio dei migranti in Liguria, 2 mondi opposti a pochi chilometri, Cairo non li vuole, Calizzano li forma. Sulla questione invece del lavoro c'è da segnalare a pagina 7 della Stampa, sulla questione dei numeri dati dall'INPS, sono proprio numeri che non c'entrano nulla con quelli dati dall'Istat, cioè il conto definitivo come abbiamo detto prima, l'intervista a Michele Tiraboschi, a pagina 7 della Stampa. Tiraboschi, giuslavorista e direttore del Centro Studi sul Lavoro ADAPT Marco Biagi. Sui nuovi occupati, precisa Tiraboschi, i dati veri sono quelli delle rilevazioni ufficiali dell'Istat e sono dati assai amari, perché in 3 mesi, dicembre dell'anno scorso, marzo, 3 mesi, quelli sostanzialmente i primi 3 mesi del 2015, si sono persi 111.000 posti di lavoro. I dati sono quelli dell'Istat, dice il professor Tiraboschi. Queste dell'INPS sono dati amministrativi, elaborazioni ricavate da comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro al Ministero. È un susseguirsi di dati e stime a fini politici, nel momento in cui si discute se il Jobs Act funziona o meno. I dati veri, quelli dell'Istat, cosa dicono? Che ogni anno stipuliamo tanti nuovi contratti, ma che l'occupazione non cresce. In un anno di riforme del lavoro, da marzo 2014, quando è partita la liberalizzazione, cui ha fatto seguito il contratto a tutele crescenti e tutto il resto, a marzo i posti in più sono 30.000 sull'anno prima, meno 111.000 nei 3 mesi 2015. Perché tra INPS e Istat i dati sono così distanti? Perché i dati sulle comunicazioni obbligatorie tengono conto solo del numero di nuovi contratti stipulati che possono essere a termine di apprendistato, tirocini, e può capitare che in un anno una stessa persona venga computata anche 10 volte. L'Istat invece ci fornisce dati reali, elaborati in base a una campionatura, calcolando i posti di lavoro effettivi. Ma se ormai da mesi i contratti a tempo indeterminato stanno aumentando, i 2 dati non dovrebbero avvicinarsi? Domanda
La Stampa. No, risponde Tiraboschi, perché un conto sono le assunzioni aggiuntive e un altro le stabilizzazioni e le trasformazioni di contratti già in essere di una persona che già lavorava, magari con un contratto a termine o di apprendistato. Il ministro del lavoro Poletti sostiene che anche riuscire ad aumentare la qualità del lavoro riducendo la precarietà è un risultato importante. Io sono un tecnico, non faccio valutazioni politiche, dice Tiraboschi. Partiamo dal piano tecnico. Facile dire che aumentano i contratti stabili, ma non dimentichiamoci che sono contratti senza articolo 18. Dopo 1, 2, 3 anni di esonero contributivo, io posso lasciare a casa il lavoratore pagando da 4 a 6 mensilità. Questo per quanto riguarda il famoso nominalmente, come lo definisce significativamente il Corriere della Sera, nominalmente lo chiamiamo contratto a tempo indeterminato. Non è proprio così, dice il professor Tiraboschi. Dopo 1, 2 o 3 anni di esonero contributivo, perché quello ha determinato il ricorso a questo tipo di contratti, il fatto che ti faccio risparmiare 8.060 euro all'anno su ogni assunzione di quel tipo lì, nominalmente a tempo indeterminato. Dopodiché io ti posso lasciare a casa pagando da 4 a 6 mensilità. Trovo contraddittorio, dice Tiraboschi, fare la propaganda contro la precarietà e poi festeggiare perché ci sono più contratti stabili, ma di questo tipo, cioè in sostanza precari. È il famoso discorso della carne battezzata pesce. Quale valutazione economica? Lo sgravio contributivo costa 15 miliardi di minori entrate. Allora, facciamo due conti. 17 miliardi la sentenza sulle pensioni, 15 miliardi lo sgravio contributivo introdotto da Renzi per chiamare la carne pesce, senza che cresca il numero degli occupati, meno 111.000 nei primi 3 mesi del 2015. Risultato, abbiamo almeno su queste due voci 32 miliardi di buco. Chi lo paga il buco, secondo voi? Sentenza sulle pensioni. 15 miliardi di buco, minori entrate contributive per lo sgravio, da 8.060 euro ad assunto. Rinunciare a questa fetta di soldi avrebbe senso, osserva Tiraboschi, se si obbligasse le imprese ad assumere persone in più. E secondo i consulenti mancano almeno 3 miliardi di coperture, io dico 5. Per cui questa operazione costerebbe 20 miliardi di euro. Per produrre cosa? Non certo stabilità. Bastano 6.000 euro di indennizzo e un lavoratore con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti può essere lasciato a casa. Adesso è più stabile un contratto a tempo determinato di 3 anni rispetto a un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Capito il discorso? Adesso è più stabile un contratto a tempo determinato di 3 anni rispetto a un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. È proprio il discorso della carne battezzata pesce, non c'è niente da fare. Al popolo bue la vendiamo così e il popolo deve crederci. Mentre è svanito l'effetto europee, alle comunali il PD vince, ma la lista non vola più, titola La Stampa, percentuali bersaniane, cresce il timore per le liste civiche, ma il Premier si dice soddisfatto e il risultato è in linea con le attese. E poi la Lega va a 1000, titola ancora La Stampa, è paura in Forza Italia. Silvio non porta più voti, ora il terrore è scivolare sotto la soglia nazionale del 10% per Forza Italia. Anche il Secolo XIX si occupa di questo terrore per Forza Italia. In Liguria i candidati di Forza Italia temono un risultato a cifra unica, cioè sotto il 10%. Il terrore degli azzurri, la lista di partito sotto il 10%. La Lega pensa già al dopo, al ruolo di socio di maggioranza nel centrodestra. Il leghista ligure Rixi dice: non ci faremo trattare da paria, dice il Secolo XIX. Tornando invece alla Stampa di Torino, segnalo a pagina 17 l'articolo sulla prescrizione lunga 21 anni nel decreto anticorruzione, cioè uno può essere indagato per 21 anni perché bisogna fare le cose con calma, studiare bene le carte. Da venerdì alla Camera la prescrizione di 21 anni, ma il nuovo centrodestra chiede di armonizzare la riforma. Se non è un braccio di ferro poco ci manca, scrive Francesco Grignetti. Il partito di Alfano ha ottenuto un vertice di maggioranza, un confronto tra PD e nuovo centrodestra sulla giustizia per armonizzare le riforme in arrivo della prescrizione con l'anticorruzione. In settimana
come Renzi vuole, il disegno di legge anticorruzione farà un balzo avanti, 3 giorni di discussione in commissione, da venerdì in aula alla Camera. Salvo colpi di scena, se non ci saranno modifiche, il disegno di legge anticorruzione sarà legge dello Stato presto. Andremo avanti, dice il ministro di Giustizia Orlando, con il testo sul quale è stato raggiunto l'equilibrio nella maggioranza. Quanto alla riunione di maggioranza, cercheremo di raccordare al meglio anche il provvedimento sulla prescrizione. Al Senato, nelle stesse ore, inizia l'esame del disegno di legge sulla nuova prescrizione. Qui sorgono i problemi col nuovo centrodestra. La somma dei 2 provvedimenti allunga moltissimo i tempi di prescrizione solo per il reato di corruzione, fino a 21 anni, un po' troppo per quelli di Alfano, che si erano astenuti alla Camera per l'ultimo voto. 21 anni per indagare sulla corruzione. Se lo passano di padre in figlio i magistrati il dossier. Il Fatto Quotidiano invece apre con gli insegnanti che dicono a Renzi: non ti votiamo più. Invasa la bacheca Facebook del Presidente del Consiglio, indignati dal disegno di legge sulla scuola, non ci rappresenti più. Dalla CGIL a Saviano, da Enrico Letta a Scalfari, passando per Confindustria, cresce il fronte dei nemici del Premier. Mentre tra gli amici il governo presta l'ex amministratore delegato di Luxottica, Guerra, a Italy dell'amico Oscar. Tutto in famiglia, titola il Fatto Quotidiano in prima pagina. Il consigliere economico di Renzi si dà al cibo di lusso. Forte del passaggio a Palazzo Chigi, il top manager dovrà portare il Made in Italy in Asia, come fece per Luxottica. Ma a proposito di cibo di lusso, poi ne leggiamo una fantastica di Carlo Cambi dall'Expo 2015 di Milano. Carlo Cambi, che è stato autore di un libro che faceva praticamente il controcanto alla famosa guida di Slow Food, e recensiva osterie e ristoranti d'Italia secondo un'ottica più popolaresca. Ora collabora con Libero da diverso tempo e ci racconta, come poi vedremo in maniera esilarante, una delle creazioni artistiche di cibo di lusso. Cibo di lusso fino a un certo punto, perché è il cibo povero, ma reinterpretato da un grande chef italiano, uno dei più importanti chef italiani del momento al mondo, anzi nell'universo, che ha creato un piatto straordinario, il cui nome poi scopriremo leggendo Libero. Bellissima, la storia è fantastica, oltre che indicativa. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, carta straccia è il titolo dell'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio: ma perché non la aboliscono una volta per tutte la Costituzione, invece di continuare a cambiarne un pezzo qua, un pezzo là, o a tradirla senza neanche toccarla, o a stracciarsi le vesti perché la Corte Costituzionale troppo raramente la fa rispettare bocciando leggi che la calpestano? Un bel tratto di penna e via i principi fondamentali, i diritti e i doveri, i pesi e contrappesi, via il Parlamento, la magistratura, via gli organi di controllo. Decide tutto il governo a botte di decreti e di fiducie. I cittadini, sudditi, obbediscono, anzi subiscono. Basta leggere gli attacchi all'ultima sentenza della Corte Costituzionale contro la famigerata legge Fornero, che rapina i pensionati bloccando l'indicizzazione dei loro assegni mensili. Perfino Prodi ha scritto che la Corte Costituzionale interviene nella discrezionalità della politica. In realtà, scrive Travaglio, è preciso dovere della Corte farlo ogni qualvolta la discrezionalità della politica calpesta un principio o un diritto sancito dalla Costituzione. Se un rimprovero merita la Corte Costituzionale è di non averlo fatto tutte le volte che avrebbe dovuto e potuto. Pensiamo solo alla vergognosa sentenza che rendeva Napolitano intoccabile, infallibile, ineffabile, inascoltabile, come neanche il Re Sole, assecondandolo nell'assurda pretesa di far distruggere le intercettazioni legittimamente disposte dai giudici sul telefono del privato cittadino Nicola Mancino, pienamente ascoltabile. Ora, anche grazie alla dipartita del Re Sola, la Corte ha riacquistato un minimo di autonomia e ha ordinato di restituire ai pensionati i soldi sgraffignati da Monti e Fornero. La classe politica, dall'alto dei suoi scandalosi vitalizi, si straccia le vesti contro l'invasione di campo, che naturalmente non esiste. Che i politici ambiscano a fare quel che pare a loro senza controlli è fisiologico. Ciò che preoccupa è che trovino costituzionalisti disposti a dar loro manforte. Andrea Manzella,
quello che difendeva le invasioni di campo di Napolitano con la teoria demenziale del triangolo quadrilatero, è arrivato a contestare la sentenza sulle pensioni col decisivo argomento che la Corte è incompleta perché il Parlamento non ha ancora nominato 2 giudici. Visto che le Camere poltriscono, la Corte Costituzionale nell'attesa dovrebbe avallare le leggi anticostituzionali. E che siccome era spaccata in metà, il voto decisivo del presidente Criscuolo è legale ma anomalo. E perché mai il presidente, giudice come gli altri, non dovrebbe votare? Per far piacere a Manzella e al governo? Augusto Barbera, prosegue Marco Travaglio, dice che la sentenza è sbagliata perché l'articolo 81 della Costituzione prevede l'equilibrio di bilancio. E allora, se per riequilibrare il bilancio il governo borseggia i cittadini, si legittima lo scippo, roba da matti. Quell'altro genio di Giovanni Belardelli del Corriere della Sera lacrima per lo svuotamento dell'autonomia di decisione dei governi democratici, come se non fosse decisiva, proprio per definire democratici i governi, la presenza di un controllo di legittimità dei loro provvedimenti, specie se adottati con la solita tenaglia a giraparlamento del decreto e della fiducia. Belardelli contesta l'idea della magistratura come protettrice dei soggetti deboli, che la trasforma nella garante dei diritti della Costituzione anche contro il potere politico. Ma proprio a questo servono i giudici. Sono, diceva Václav Havel, il potere dei senza potere, come il brechtiano giudice a Berlino che difende il mugnaio di Potsdam dai soprusi del signorotto. O Belardelli preferirebbe il contrario, cioè una giustizia garante del potere politico contro i cittadini più deboli. Non è un'idea nuova, conclude Travaglio. Mutatis mutandis è la stessa dei sostenitori dell'apartheid scolastica in molti stati americani nei primi anni 50, finché la Corte Suprema stabilì che bianchi e neri dovevano studiare nelle stesse scuole, appellandosi alla Costituzione contro il potere politico dei governatori, i quali strillarono all'invasione di campo, spalleggiati da elettori razzisti, ma furono tacitati da Eisenhower, che aveva nominato il liberale Warren presidente della Corte al posto del defunto Winston, proprio per far pendere la bilancia verso l'eguaglianza. Gli Stati Uniti hanno risolto le frizioni fra giustizia e governo con il primato della legge sulla politica almeno 60 anni fa. Noi siamo ancora qua a discutere grazie a una classe politica intellettuale al seguito che ancora non si rassegnano all'idea che il primato della politica non esiste, i primi a dover rispettare le leggi sono quelli che le fanno. Così Travaglio nell'editoriale sul Fatto Quotidiano, che a pagina 4 si occupa, dopo De Luca e tutta la galleria degli impresentabili, anche di Mick Emiliano, cioè Michele Emiliano, candidato alla presidenza della Puglia, il riciclatore per la vittoria, scrive Antonello Caporale, l'ex sindaco di Bari ed ex magistrato. Non ha guardato in faccia a nessuno e per succedere a Vendola ha imbarcato in Puglia chiunque. Mentre a pagina 6 si racconta dell'azienda degli amici Guerra lascia Renzi per Italy di Farinetti. Il consigliere strategico del Premier, ex amministratore delegato di Luxottica, dopo 5 mesi a Palazzo Chigi senza toccar palla, va nell'azienda del cibo dell'amico Oscar, sarà amministratore delegato. L'ex manager Luxottica, candidato a tutto, sceglie la società che distribuisce il cibo per preparare la quotazione in borsa di Italy di Farinetti. Ci sono poi da segnalare sul Fatto di oggi 2 pagine, l'intervista di Silvia Truzzi a Ferruccio De Bortoli, che ha appena lasciato la direzione del Corriere della Sera e scrive per il Corriere del Ticino di Marcello Foa. L'Italia è un paese ad alta digeribilità che ama l'uomo forte, è il titolo virgolettato dell'intervista. Ha guidato per 2 volte il Corriere della Sera, storie di azionisti troppo litigiosi e presidenti del Consiglio allergici alle critiche e alle notizie. L'informazione deve essere scomoda, dar fastidio, illuminare i punti oscuri. Il giornalismo non fa mai abbastanza. Da noi c'è sempre una visione un po' amicale del rapporto tra giornalista e politico. Ci si dà troppo spesso del tu, si va a cena. Ho commesso degli errori anch'io, dice De Bortoli. Uno degli straordinari difetti della legge elettorale, l'Italicum, è che aumenterà il grado di trasformismo della politica. Il partito della nazione è il trionfo del trasformismo, ma attenzione, è una malattia che mina alla base la democrazia. È avvenuto un cambio sostanziale nella forma di governo, un passaggio
che si è concretizzato con leggerezza colpevole. Matteo Renzi ha portato la sfida della modernità all'interno di un partito ancorato a vecchi schemi ideologici, dopodiché a me pare abbia derivato dalla controparte molti dei modi coi quali gestisce il potere. La sua è una concezione autoritaria di occupazione delle istituzioni. La malattia senile del giornalismo, continua De Bortoli, si manifesta quando accade qualcosa e tu pensi di sapere già come andrà a finire. Invece ti devi stupire sempre. Quando giudichi dall'alto, con la giacca e cravatta, come faccio io, sei superficiale, superbo e alla fine fai male il tuo mestiere. Sono diversi peraltro gli argomenti toccati in queste due dense pagine. A un certo punto si parla anche dei famosi poteri forti e della massoneria, un argomento ricorrente nei discorsi di De Bortoli, a partire dal famoso editoriale sul patto del Nazareno e sull'odore stantio di massoneria. Come ho chiarito, dice De Bortoli oggi al Fatto, non volevo affatto dire che il Premier appartiene alla massoneria. Giravano molte voci ed era lecito porre una domanda di chiarezza. La libertà di associazione in Italia esiste, ma se scelte o nomine di carattere pubblico o privato sono determinate da appartenenze di questo tipo legittime ma non trasparenti, si deve sapere, dice De Bortoli. Con ciò lasciamo il Fatto e andiamo a Libero. In prima pagina l'INPS che dà i numeri, la carne battezzata pesce di cui si diceva sopra, taroccano i posti di lavoro. L'istituto guidato da Tito Boeri, messo lì da Renzi, come è stato messo lì il Presidente della Repubblica, il quale prontamente esegue. In ogni caso, l'istituto guidato da Boeri sbandiera un boom di assunzioni a marzo e sembra smentire l'Istat, che invece aveva parlato di un calo dei posti di lavoro. C'è il trucco, scrive Libero. Non si tratta di nuovi contratti, bensì di trasformazione di quelli vecchi grazie ai costosi sgravi fiscali. L'INPS annuncia un boom di assunzioni nel mese di marzo, mentre l'Istat, sottolinea il direttore Maurizio Belpietro, pochi giorni fa aveva parlato di un calo dell'occupazione. Svelato il trucco è la trasformazione dei contratti a termine sfruttando gli sgravi sui contributi. L'INPS non farebbe la tara fra entrate e uscite e non scremerebbe dai nuovi contratti chi aveva un lavoro autonomo o irregolare. Insomma, è un taroccamento di numeri, come giustamente dice Libero in prima pagina. Prima pagina che si occupa anche di Forza Italia che crolla in Trentino e i figli di Silvio Berlusconi finanziano il partito. Ma anche il tiro a Salvini, tiro al leader leghista, uova pure in Puglia e a Roma vietano a Salvini di parlare, scrive Chiara Pellegrini. Lanci di uova e pomodori, contestazioni, cariche e insulti sulle serrande di una sede del partito. Prosegue senza sosta tra le proteste il tour elettorale da nord a sud del leader della Lega Nord Matteo Salvini, forte del risultato storico ottenuto nelle elezioni comunali a Trento e Bolzano, ma anche ad Aosta. Il segretario del Carroccio ha fatto ieri mattina tappa in Puglia, dove era arrivato domenica, e poi a Roma. Le urne in Trentino hanno soddisfatto Salvini, che su Facebook commenta: col 13% e l'11%, percentuali mai toccate in passato, la Lega diventa secondo e terzo partito nelle due città. Grazie, ora subito al lavoro. Che ne dite? La gente si sta svegliando, si chiede Salvini, ma la musica al sud non è entusiasmante. Il tour pugliese del leghista è stato accompagnato da lanci di verdure, fumogeni e cori pesanti di contestazione. Quello che accade a Foggia, davanti all'hotel Cicolella, è una riedizione di quanto visto a Lecce 24 ore prima. Uova insulti in Puglia, scontri con la polizia, nella capitale gli vietano la garbatella e leggono poesie antifasciste. Ci risiamo, scrive Libero, la sinistra mena per zittire Salvini. E sempre da Libero, in prima pagina, sulle pensioni ci sarà una fregatura a rate, le trame del governo, il pezzo è di Franco Bechis, disperato no, non è il tipo, ma il ministro dell'economia Padoan non è certo nella più facile delle situazioni. Non ha trincea da scavare, è in mezzo a due fuochi, arrivano pallettoni dall'Unione Europea, che chiede una risposta immediata sulle conseguenze che avrebbero sui conti pubblici italiani l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. Spara ai fianchi anche Renzi, che non vuole questa grana fra i piedi durante la campagna elettorale per le amministrative. Morale della favola la vediamo dopo la pubblicità e le previsioni del tempo. E poi
Passiamo al fantastico resoconto di Carlo Cambi. Sentite un po' soltanto il titolo del piatto, così ci mettiamo appetito per leggere l'articolo dopo. Il titolo del piatto presentato dal grande chef, di cui poi facciamo il nome. Sentite che bella roba. Beautiful sonic disco of love and hate and the gate of hell painting with wickled pools of glorious color and psychedelic Spain painted cotechino not flame grilled. Bertolli presenta Le gemelle Bertolli, così uguali E così diversi.
A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino. Oggi e domani ancora ben soleggiato con qualche nuvola alta. Domani forse qualche rovescio ma solo in montagna. Caldo durante il giorno con massime fino a 30 gradi. Giovedì al mattino soleggiato, poi aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in serata e nella notte su tutta la regione. Tendenza venerdì molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali anche di forte intensità. In serata via via asciutto, temperature in sensibile diminuzione. Sabato soleggiato e asciutto con temperature in aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Tutti i mercoledì, dalle ore 14:30. Caro amico, ti scrivo. La più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente. Tutti i mercoledì dalle ore 14:30 su Radio Padania Libera. Vabbè, saranno anche le 8:36 o giù di lì, però a gola, Un beautiful sonic disco of love and hate, and the gate of hell painting with wicked pools of glorious color and psychedelic painted cotechino, not flame grilled. Vi è venuta fame, eh? Matteo Bottura è lo chef che ha creato sta roba straordinaria. Quando vi capiterà di andare all'Expo, ricordatevi bene il nome che è facile da memorizzare, gli chiedete quella roba lì. Intanto, tornando alla questione delle pensioni, 0 soldi per le pensioni, pagheranno poco e a rate, scrive Franco Bechis sul Libero. Diverse le ipotesi in ballo, ma l'unica certezza è che mancano le risorse per rimborsare tutti. La soluzione potrebbe slittare alla legge di stabilità. Ci sono poche sicurezze anche sul Consiglio dei Ministri annunciato per venerdì. Non è affatto detto che sia pronto un decreto legge nelle prossime ore. A Bruxelles, scrive Bechis, il ministro Padoan ha risposto prima con un'intervista, poi in modo più formale che il caso sarà affrontato alla fine di questa settimana in Consiglio dei Ministri. La sola certezza che emerge è quella che possono avere i pensionati sopra i 1.400 euro lordi, ai quali la Corte Costituzionale ha abrogato il blocco della indicizzazione del mensile stabilito da Monti e Fornero. La sola certezza è che non riavranno indietro l'intero maltolto. Forse qualcuno di loro sì, certamente la gran parte no, perché il governo oggi ha poche certezze, perfino sul Consiglio dei Ministri annunciato venerdì prossimo. Quella più certa di tutte è che non esistono i 13 miliardi di euro necessari a pagare gli arretrati e a incrementare le pensioni per l'anno in corso, e tantomeno esistono i 20 miliardi necessari ad assicurare la medesima copertura anche nell'arco di tempo del documento di economia e finanza, cioè 2016 e 2017 compresi. Non esistono e non verranno stanziati neanche ricorrendo a operazioni fiscali straordinarie. L'unico modo per non avere questo esborso è riprodurre il blocco stabilito nella legge Salva Italia dal governo Monti, dicembre 2011, attenuandone gli effetti per venire incontro genericamente alla filosofia della sentenza della Corte Costituzionale. Le ipotesi tecniche in questo momento sul tavolo del Ministero dell'Economia sono molte, ma ruotano intorno al concetto base, cioè che non si pagherà tutto il dovuto. Sempre poi da Libero, a pagina 4, i nostri sacrifici usati per nuovi sprechi, è l'articolo di Paolo Savona, docente universitario, banchiere, già ministro, tratto da scenarieconomici.it, uno studio sui 3 governi non eletti che si sono succeduti dal 2011 a oggi, dal quale emerge che gli aumenti di tasse sono serviti a far crescere la spesa e non a rispettare gli impegni europei. Peggiore è stato Monti, con Renzi sono tornati i vecchi vizi. Il governo annuncia ora l'ennesimo taglio, il taglio di spesa pubblica è un piano per tutelare i poveri, ma un'indagine americana rivela che la gente vuole opportunità e non assistenzialismo. Dopo un trattamento durato 5 anni possiamo tirare le somme, scrive Savona, sull'uso fatto degli aumenti delle tasse dai 3 governi che si sono susseguiti dal 2011 in poi, Monti, Letta, Renzi.
Indistintamente, questi tre governi, scrive Savona, hanno usato le maggiori tasse per aumentare la spesa pubblica corrente, per il cui sostegno sono state ridotte le spese in conto capitale e utilizzato il minor costo dell'indebitamento. Lo scopo per cui le tasse sono state imposte, ossia il rispetto degli impegni europei, è lontano dall'essere stato raggiunto. Monti è stato il peggiore in tutto. Per fortuna che era un tecnico. Letta ha aumentato spesa primaria, Renzi ha ripreso i vecchi vizi, come dimostra il ritorno della spesa pubblica sulla linea di trend. Accuso quindi i governi che il sacrificio chiesto agli italiani è stato non solo inutile, ma controproducente, una vera truffa, scrive Paolo Savona. Questa non è una novità, perché da tempo la professione degli economisti aveva avvertito che le tasse servono per aumentare le spese. L'indifferenza, la soddisfazione dell'Unione Europea verso un aggiustamento dei deficit pubblici attraverso il fisco aggiunge gravi responsabilità agli errori dei trattati europei e alle interpretazioni che sono state date dei contenuti. Come se non bastasse, scrive ancora Savona, l'Italia ha inventato un meccanismo paradossale e ingiusto, voluto dai governi col consenso del Parlamento, che peraltro è sempre lo stesso, cioè se le spese sforano i parametri europei del deficit di bilancio pubblico, scatta l'aumento dell'IVA. Abbiamo cioè approvato un meccanismo automatico della tassazione che rende facile il giochino dell'aumento delle spese e alimenta disoccupazione e deflazione. Il governo si sbraccia affermando che sta facendo di tutto per evitare un aumento dell'IVA, ma si guarda bene dall'impegnarsi per togliere l'automatismo. Fa troppo comodo per finanziare i suoi scopi. Nel mentre ha annunciato l'esistenza di un tesoretto dissoltosi, si spera, dopo la decisione della Corte Costituzionale sull'illegittimità del mancato adattamento delle pensioni all'inflazione, invece di varare un decreto legge che impone il ricalcolo del dovuto sulla base delle contribuzioni, tagliando le regalie diffuse a piene mani nel passato. Annuncia il governo che ora si dedicherà a tutelare i poveri, ammettendo che, pur appropriandosi di circa la metà del prodotto interno lordo, questi poveri non sono protetti. Penso che l'idea sia il salario minimo di cittadinanza. Verrà presentato come giustizia sociale tra il plauso delle opposizioni estreme, chiassose e inconcludenti. Servirà soltanto ad aumentare l'assistenzialismo e le connivenze tra burocrazia e governo, coprendo l'assenza di una politica economica che rilanci occupazione e crescita. Scrive Paolo Savona, riprodotto a pagina 4 di Libero. A pagina 7 invece Fausto Cariotti si occupa dell'immigrazione. Nessuno sarà mandato indietro, ha detto l'alta rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri Federica Mogherini, svelando la fregatura dell'Unione Europea, titola Libero. Nonostante alcuni lati positivi, il piano Juncker prevede che chi si vede rifiutato l'asilo resti in carico all'Italia. Nel 2015 si tratterebbe di 35.000 persone. Gli altri paesi possono dire no alla distribuzione. 35.000 persone, qua i numeri oggi fioccano così, non si capisce bene con quale logica. Mentre c'è un'altra questione affrontata da Libero, in prima pagina peraltro, ovvero Bin Laden, che era prigioniero dal 2006, il presidente degli Stati Uniti Obama ha mentito anche sul Blitz. Lo ha scritto il giornalista premio Pulitzer Seymour Hersh, che accusa l'amministrazione americana di avere mentito sulla vicenda. Secondo Hersh, Islamabad aveva catturato Osama 5 anni prima della sua uccisione. La CIA pagò l'informazione 25 milioni e il presidente fu rieletto, ma la Casa Bianca nega tutto. E sempre da Libero arriviamo al pezzo fantastico di Carlo Cambi sull'Expo e i palati fini, anzi gli chef stellati che hanno fatto passerella in uno stand dell'Expo presentando le loro creazioni ideate con ingredienti poveri. Lo chef Matteo Bottura, uno dei più celebrati dai vari giornaloni, ha presentato questo piatto fantastico, il Beautiful Sonic Disco of Love and Hate at the Gate of Hell, painting with picked pools of glorious color and psychedelic spin-painted cotechino not flame grilled. Non avete capito? Scrive Carlo Cambi. Si tratta di un cotechino buonissimo, confezionato dal re dei nostri chef, Massimo Bottura, in polvere di cenere.
Ma un piatto servito a Renzi, che come è noto parla un inglese maccheronico, poteva essere prosaicamente italiano? Manco per idea. In più c'è pure la spiegazione del perché Bottura lo ha chiamato così. È stato dedicato al mio artista preferito, Damien Hirst. È lui che mi ha suggerito il nome. Questa è l'Expo, scrive Cambi, dove l'apparenza è servita. Lo slogan è nutrire il pianeta energia per la vita, ma come in un enorme gioco di specchi si legge nutrire la ditta mercanzia per gli amici, perché la gran bouffe che si consuma nell'immensa area di Roho con la questione alimentare ha pochissimo a che fare, scrive Cambi. Soprattutto se vi imbattete nei menù dei nostri chef stellati che sono appannaggio dello sponsor San Pellegrino, si legge Nestlé, la più multinazionale che c'è, i quali si stanno esibendo nel massimo della contorsione creativa. Nelle 3 giornate di esordio, Bottura ha proposto un menù stupefacente e anche ipocrita, dai tagliolini primavera in astratto, nel senso che i tagliolini non ci sono perché vengono usati per fare una zuppa miso all'italiana, ai tortellini in brodo di tutto, fatto con le bucce per far finta di non sprecare nulla, fino al pane secco con citazione di latte, per indicare che si può far da mangiare anche per i poveri e che i sapori poveri sono quelli che contano. Peccato che il suo pane secco era stato dorato ed era la base per un dolce congelato fior di latte, ma sappiate che lo slogan «Il pane è oro» sarà quello dei piatti che daranno da qui in avanti al refettorio ambrosiano, cucinati, si dice, dai cuochi di grido, perché quanto sono buoni loro. Passata la festa di Bottura, è cominciato il defilé degli stellati che fanno passerella da San Pellegrino. Ed ecco che il risotto di Christian Emanuel Costardi andava pescato in una lattina, perché era stato tirato con la birra e spolverato di caffè. Roba da acrobati del gusto, ma anche della forchetta. Come si doveva sfidare le leggi della gravità per mangiare il dolce tricolore, meringa al basilico, panna cotta e gelée di lamponi. Beh. È capace di farlo chiunque, ma qui all'Expo diventa un fenomeno come la melanzana che hanno ribattezzato essenziale. In effetti più essenziale di una melanzana c'è soltanto la fame, scrive Carlo Cambi. Tra le performance che si sono viste in queste prime giornate di Expo, non va sottovalutata, in quanto ha presa per i fornelli, la creazione del giovane Enrico Panero, che ha un grande merito. Lavora alla corte di Oscar Farinetti, che si è aggiudicato l'appalto dei ristoranti di Ro senza passare dal via. Ma lui è tanto amico di Renzi e così ha scantonato e ora tira all'incasso milionario. Ha scantonato nel senso che si è sottratto ai controlli di Cantone il censore. Ebbene, con buona pace dei piemontesi, Panero, Panero ha presentato la Bagna Cauda QR Code, che significa pigliare tutto quello che si fa con la bagna cauda senza l'olio e disporlo in mini quadrati su di un piatto. Se poi ti resta fame c'è sempre McDonald's, che all'Expo ha addirittura rialzato i prezzi delle sue polpette perché fiuta l'affare. Ma la deriva ipercreativa non ha lasciato immune neppure uno come Ugo Alciati, che non ha rinunciato a presentare tra un classico peperone ripieno e un risotto Carnaroli il cubo con la K di vitello al forno. Perché la K? Per avvertire il cliente che è di fronte a un famolo strano. La vitella sembra compatta, ma una volta che rompi la pellicina che l'avvolge, ti si scioglie nel piatto. Andando avanti di questo passo, all'Expo ci vorrà davvero la razione K, quella dei militari, perché tra menù vegani incomprensibili, giapponesi che ti spennano, un piatto di prosciutto iberico a 35 euro, un tramezzino a 12, la cucina dei ristoranti regionali di Italy, dove mangi roba fredda, perché una volta che hai fatto la fila per i piatti devi fare la seconda fila per le bevute e alla fine hai l'impressione che le cucine regionali italiane siano un immenso self-service dai prezzi impopolari, l'unico rimedio è assolutamente meneghino: portarsi la schiscetta, conclude Carlo Cambi su Libero. Sempre da Libero, poi l'ultima segnalazione dalla pagina economica: Renzi vuole l'internet di Stato, è il pezzo di Davide Giacalone, socialismo 3.0, il governo pensa di mettere in campo l'Enel, partecipata dal Ministero del Tesoro, per installare la banda larga in Italia, tagliando fuori Telecom, ma proprio il colosso energetico fu protagonista per colpa dei politici
di acquisti fuori mercato e svendite con Infostrada e Wind, scrive Giacalone. Lasciamo però libero e andiamo al Manifesto, che si occupa in primo piano anche delle elezioni amministrative. Partito Democratico avanti piano, mentre Forza Italia vede verde, cioè Lega. A Trento è eletto Andreatta, ma il PD cala. Ballottaggio a Bolzano, bassa affluenza. La Lega si mangia gli azzurri, bene la sinistra, batosta per l'SVP. Aosta al renziano Centoz. Forzisti nel baratro, Fitto va all'attacco, Silvio è superato. Si segnalano poi sul Manifesto, sul quotidiano comunista, 2 pagine, 8 e 9, dedicate alle promesse di Podemos in Spagna, aspettative e certezze di chi voterà per il movimento che punta a diventare la prima forza spagnola per sfidare le diseguaglianze e i diktat dell'Unione Europea. 6 domande rivolte a 10 militanti del movimento Podemos spagnolo di età e professioni diverse. Lasciamo il Manifesto e andiamo al Giornale. Cercasi elettori, titolo d'apertura, astensionismo da record, male Forza Italia, ma Renzi non ride. Le sue chiacchiere non entusiasmano più, scrive il Giornale in apertura. In taglio alto l'articolo di Vittorio Feltri sulla scuola, riforma Brodino, solo Gentile salverà la scuola. Ritorno al passato è ciò che propone Feltri, le riforme della scuola non si contano più, in mezzo secolo saranno state 7 o 8, tutte hanno ottenuto risultati opposti a quelli sperati, anziché migliorare l'istruzione l'hanno peggiorata. È un miracolo che non l'abbiano annullata, significa che l'impianto è solido, neanche i politici sono stati capaci di demolirlo. Ogni volta che un ministro ha tentato di mettere mano all'educazione è successo il finimondo. Gli insegnanti, trascinandosi appresso gli studenti, hanno protestato, scioperato, manifestato. Quando Letizia Moratti introdusse novità nel sistema fu presa a male parole. Lo stesso trattamento fu riservato a Gelmini. Non entro nel merito, non sono un esperto, sta di fatto che toccare la scuola è come toccare i fili dell'alta tensione, si rimane fulminati. Torniamo al sistema Gentile, la vecchia riforma dell'epoca fascista, la riforma Gentile giusto appunto, per risollevare l'istruzione. La scuola ormai è un ammortizzatore sociale che sforna diplomi, serve una rivoluzione vera, scrive Feltri. 100.000 sono i precari che il governo ha assicurato che saranno assunti se la riforma andrà in porto. In prima pagina però c'è lo scandalo a Milano, titola il Giornale. Se sei un Rom, questa casa ti costa solo 50 euro al mese. Il comune regala alloggi ai nomadi e alle loro famiglie. 75 le abitazioni affittate a prezzi stracciati alle famiglie Rom di Milano. L'articolo è a pagina 12. Pisapia trova casa ai Rom per 50 euro al mese. Sono 75 gli alloggi dati in deroga bypassando le graduatorie. Trattamenti privilegiati. Decine e decine di famiglie di etnia Rom godono a Milano di una casa popolare. A esse se ne aggiunge qualcuna di origine albanese, moldava e croata, per un totale di 75 alloggi, molti assegnati dal comune in deroga ai requisiti previsti dal regolamento regionale o alla graduatoria, bypassando la regolare procedura e la partecipazione al bando. 75 alloggi sono tanti in un momento in cui la crisi economica dilaga e sono molti i disoccupati precari, gli anziani, che vorrebbero poter usufruire di un appartamento a costi così agevolati. Cifre che vanno dai 50 euro ai circa 120, a seconda che i beneficiari facciano parte delle fasce di accesso o protezione stabilite sulla base delle loro condizioni economiche. Molti di loro sono anche morosi, non hanno mai pagato un affitto, scrive il Giornale, che mette in primo piano anche l'idea di Berlusconi, il partito repubblicano, per conquistare i voti non classificati. Nel centrodestra gli astenuti sono diventati 8 milioni in 10 anni. I sondaggisti dicono che la frantumazione rischia di farli aumentare ancora. Il Grand Old Party, partito repubblicano all'americana in salsa italiana, può intercettare molti delusi, scrive Sveva Biocca. Mentre Pier Francesco Borgia sul Giornale, sempre a pagina 2, si occupa di uova e lacrimogeni ai comizi di Salvini e intanto la Lega cresce nei consensi. Annullata una passeggiata alla Garbatella, tensione anche a Foggia, ultima tappa pugliese del tour elettorale di Salvini, che attacca Berlusconi, scrive il Giornale, alla sua età mi occuperei del Milan. Mentre alle pagine 10 e 11 il Giornale si occupa delle pensioni. 8 cose che non sapete.
Nel 2013 il deficit previdenziale è a quota 25 miliardi, l'INPS non ha accantonato neanche un soldo. Record di conti disastrosi per statali e ferrovieri, agricoltori e artigiani buco da 9 miliardi, per i lavoratori atipici spunta un super attivo ma è soltanto un'illusione ottica, il fondo per i parasubordinati. Per il futuro, sorpresa, il sistema non è più a rischio crack, i guai ricominceranno fra 15 anni. La sentenza della Corte Costituzionale, la rivalutazione delle pensioni peserà poco o nulla, tanto rumore per poco. Secondo gli analisti di itinerari previdenziali, l'impatto della sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione delle pensioni avrà un impatto abbastanza limitato sui conti dell'INPS e degli altri enti. Chi lavora deve guardare al tasso di sostituzione, la parola chiave per capire quanto avrà di pensione, e poi assegni garantiti ai giovani assunti oggi, ma si potrà dire addio all'impiego soltanto a 70 anni, le stime. Le riforme hanno messo in sicurezza il sistema, ma il futuro dei pensionati italiani dipende dall'economia. Solo con una crescita costante ogni pericolo sarà scongiurato. È arrivato in Parlamento il bilancio del sistema previdenziale italiano elaborato da Itinerari Previdenziali, sono le 2 pagine che il giornale ci fa sopra, coordinatore del centro studi Alberto Brambilla, docente alla Cattolica, ex sottosegretario al welfare, con delega alla previdenza sociale, sottosegretario dell'allora ministro del welfare Maroni. Mentre sempre dal giornale l'articolo, l'analisi di Gian Michalessin su come le Nazioni Unite faranno naufragare l'intervento nel Mediterraneo. Mogherini alle Nazioni Unite ha promesso: non rimanderemo indietro nessuno, e spinge per l'azione in Libia. Tra gli scogli da superare il no russo e le minacce dei trafficanti. La chiamano operazione diplomatica, è un'operazione suicida, scrive Michalessin. Il kamikaze di turno, l'alto rappresentante per la sicurezza e la politica estera dell'Unione Europea, Mogherini, non sembra farci caso. Da ieri è al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Mogherini, dove lavora a una risoluzione per un intervento militare sotto guida italiana contro i trafficanti di uomini attivi in Libia. Ieri a New York Mogherini ha invocato una risposta eccezionale e immediata per un'emergenza non solo umanitaria ma anche di sicurezza. 2 gli hashtag: insieme e subito. L'illusione è che nel giro di pochi giorni la proposta europea si trasformi nel testo di una risoluzione delle Nazioni Unite e sia approvata al più presto. Il piano europeo verrà comunque sottoposto al Consiglio europeo del prossimo 18 maggio. In quella sede c'è la possibilità di prendere la prima decisione. Meglio sarebbe avere il consenso all'operazione di un governo di unità nazionale, ma non possiamo aspettare per combattere i trafficanti, ha detto Mogherini, e salvare le vite umane. E sempre dal giornale, anzi non dal giornale ma da Italia Oggi, sulla questione dei migranti, l'articolo di Domenico Cacopardo: con l'Unione Europea gli immigrati andranno tutti identificati, è la fine dell'ognuno per sé e anche delle furbate all'italiana, scrive Cacopardo. La furbizia, l'atavica tara di cui si alimenta gran parte degli italiani, trasformandoli nella Cenerentola d'Europa nella scuola, nella pubblica amministrazione, nella giustizia e in tanti altri settori, non solo come la bugia alle gambe corte, ma si rivela controproducente. L'asino italiano, infatti, dopo anni di soccorsi e accoglienze, nei quali il business interno si accoppia spesso al business degli scafisti, e per i quali, dopo le missioni in mare retribuite a parte e il ricovero e il mantenimento, c'era il libero abbandono delle strutture di identificazione e di sosta e la dispersione nel vasto territorio europeo, l'asino italiano sarà ora costretto, di fronte all'entità del fenomeno e alla gravità della furbizia messa in atto dalle autorità nazionali, a fare sul serio, cioè a identificare sul serio chi arriva nel territorio italiano, a compilare una vera scheda sanitaria dopo necessari controlli e opportune analisi, a trattenere nei centri di raccolta coloro che chiedono asilo politico e si dichiarano profughi, anche per i biblici tempi che occorrono al Ministero dell'Interno per decidere sull'ammissibilità o no dell'asilo. Poiché gli immigrati ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo sono una minima percentuale dei richiedenti, si è posto e si pone un problema di gestione dei ricorsi non ammessi, e qui vengono in soccorso dei furbastri le lungaggini bibliche dei TAR e dei giudici ordinari. In attesa che queste istituzioni decidano, i non riconosciuti vengono lasciati liberi di andarsene in giro per l'Italia e per l'Europa.
mentre falangi di famelici avvocati senza o con scarso lavoro cercano di spolpare la magrissima polpa intorno alle povere ossa dei disperati delle carrette del mare. D'ora innanzi non sarà più possibile. Ha ragione il prefetto Morcone a protestare ritenendo che l'intervento di funzionari non italiani nel procedimento di identificazione degli immigrati sia un commissariamento, poiché sa benissimo in quali condizioni si svolge il servizio dei suoi uffici, con quali chiusure di occhi volute dal potere politico e dal potere più o meno occulto di molte delle organizzazioni che operano nel settore, o con quali pressioni del cieco buonismo di natura religiosa, non poteva aspettarsi di meno nel momento in cui il problema è diventato così grave da imporci di chiedere un aiuto all'Europa. Vi ricordate la prima... Concludendo dall'articolo di Cacopardo su Italia Oggi, se accetteremo la missione europea, e non vedo come non potremo accettarla, visto che si combina con l'intesa con le Nazioni Unite su un intervento di natura da definire in Libia, dovremo fare sul serio, chiudere innanzitutto la ricreazione del mondo della giustizia italiana che intende far andare le cose della vita civile al ritmo delle proprie inefficienze e delle proprie ignavie. Perciò ricorsi da decidere in tempi brevissimi, all'americana, pochi giorni al massimo, giustificando i ritardi, e procedure d'appello altrettanto rapide. Probabilmente sarà necessario istituire luoghi di detenzione amministrativa, come negli Stati Uniti, più vivibili delle prigioni, ma dai quali sarà impossibile allontanarsi. Dovremo procedere alla vera e reale, non virtuale, identificazione dei nuovi arrivati, dividendoli fin dall'inizio tra illegali, oltre il 90%, e richiedenti asilo politico. Dovremo effettuare seri accertamenti sanitari, in modo che di ognuno ci sia una cartella clinica di standard accettabile. Solo dopo questa attività, compiuta insieme a operatori non italiani, i commissari europei, questa gente potrà mettersi in viaggio per i paesi di destinazione, secondo contingenti prefissati e itinerari controllati. Altrimenti continueremo a essere allo sbando, con un ministro dell'interno che rassicura tutti e decisioni estemporanee per coprire la sostanziale incapacità di controllare il fenomeno. Certo, migliaia di operatori assistono gli uomini e le donne del sud del mondo con passione. Molti agenti delle forze dell'ordine rischiano contagi e malattie, ma l'Italia e anche loro le migliaia di persone che si avventurano nel Mediterraneo affidandosi a caro prezzo a organizzazioni criminali che su di esse si arricchiscono, debbono sapere che le porte stanno per essere socchiuse, in modo da far entrare solo coloro che possono essere assistiti secondo le disponibilità dei paesi europei. Insomma, conclude Cacopardo, si torna alla politica dei flussi che in tutto il mondo regola le immigrazioni, consentendo a un numero importante di migranti di trovare ospitalità e lavoro nei paesi più ricchi, ma impedendo i numeri biblici che mettono in discussione la ordinata esistenza degli stati riceventi. Anche il Papa dovrà rendersi conto che la carità ha i limiti che le disponibilità e le forze del caritatevole permettono, altrimenti la carità si trasforma in distruzione e autolesionismo. Finalmente l'Europa, se e quando interverrà con i suoi commissari, inizierà una stagione di chiarezza e di ragionevoli controlli, nell'interesse europeo e quindi anche nostro. Sullo stesso tema poi segue l'intervista di Goffredo Pistelli, sempre su Italia Oggi a pagina 5, a Marco Valerio Loprete, giornalista,
che ha studiato il caso dell'Australia. I buonisti provocano più morti fra gli sbarcati, sulla base dell'esperienza australiana, coi socialisti 1500 annegati, coi conservatori nessuno. In Australia, dice Lo Prete, ci sono state 2 tecniche di contrasto all'immigrazione illegale. La prima, buonista, voluta dai socialisti, ha provocato in un anno 1500 annegati e 23.000 sbarchi. La seconda, più rigorosa, dei conservatori, ha ridotto a 0 gli annegati e da 23.200 gli sbarcati. La tecnica australiana consiste nel far fare marcia indietro ai barconi intercettati in mare e nel costituire, con la collaborazione di altri paesi del Pacifico che vengono pagati per questo, delle aree di prima accoglienza dove verificare se i candidati all'immigrazione sono accoglibili o no. Nel quinto continente non c'è un dibattito ideologico, ma pragmatico, dice ancora Lo Prete a Italia Oggi. Non vogliono l'immigrazione irregolare, ma l'anno scorso hanno autorizzato 190.000 ingressi pianificati che erano stati scelti perché i candidati possedevano le competenze di cui l'Australia ha bisogno. Nei primi anni 90, con l'Albania al collasso e il mercantile Vlora che attraccò a Bari come se fosse una nave alveare umano, si varò l'operazione Pellicano, che funzionò perfettamente. Creammo un cuscinetto a terra con viveri, finanziamenti europei e nostri militari. Si deve però tenere conto che la bomba demografica africana è già esplosa e non si vede come possa ridursi automaticamente. Tra 1950 e 2014 la popolazione africana è passata da 224 a 1 miliardo e 100 milioni di persone, mentre quella europea è aumentata da 547 a 742. E chiudiamo da Italia Oggi con ancora un paio di segnalazioni. La rubrica Torre di controllo di Tino Oldani, che si occupa oggi della bocciatura dall'Unione Europea delle concessioni eterne che l'ex ministro Lupi aveva assicurato alle autostrade italiane. In fumo un regalo da 16 miliardi di euro. L'Unione Europea avrà tanti difetti, ma è anche l'unico baluardo rimasto agli utenti onesti di fronte alle prepotenze nazionali. Esemplare il caso delle concessioni autostradali prolungate per 20-30 anni dal decreto Sblocca Italia del 2014, a totale vantaggio delle società concessionarie. Una decisione sbagliata, tenacemente difesa dall'allora ministro delle infrastrutture Lupi, nonostante le severe bocciature espresse da Antitrust e Anticorruzione. La questione è finita alla Commissione dell'Unione Europea, che con una direttiva ha bocciato in via definitiva le concessioni autostradali a babbo morto, imponendo l'adozione di nuove regole nel rapporto tra lo Stato e le società concessionarie. Un regalo da 16 miliardi. Infine, sempre da Italia Oggi, l'articolo da Berlino di Roberto Giardina sui tedeschi che lavorano meno e meglio. Sono sempre loro che godono di più ferie, 39 giorni. In base a un'analisi su 58 paesi, la Germania è al top in Europa per entità degli stipendi. Beati i tedeschi, scrive Giardina, nessuno sta meglio in quanto a stipendi e a tempo libero. Non lo affermano loro, è il risultato di un'inchiesta condotta in 58 paesi dalla Tower Watson, società di consulenza aziendale britannica. C'è poi, per concludere, a proposito di Expo, un'iniziativa di Esselunga, del tutto autonoma peraltro. Esselunga porta l'arte a Expo 2015 in maniera del tutto singolare, riproducendo opere di natura morta del 1700 e del 1800, o meglio parte di esse, nelle stazioni della metropolitana di Milano. Il marchio della grande distribuzione mette in scena quella che Philippe Daverio definisce la mostra più vista nella storia, con oltre 20 milioni di visitatori attesi, cioè gli utenti della metropolitana milanese. È stato il critico d'arte, assieme alle altissime sfere di Esselunga, cioè Bernardo Caprotti, patron della catena di supermercati, a concepire il progetto che è una mostra, ma a tutti gli effetti una pubblicità, ma senza pesare sui contribuenti. A questo museo fuori Expo si entra gratis perché è compreso nel biglietto dell'ATM. Si parte con una quarantina di quadri riprodotti al computer, incorniciati in 200 stazioni, per la maggior parte ad opera di pittori francesi, olandesi e qualche italiano, attivi tra 600 e 900, specializzati in nature morte e poco conosciuti al grande pubblico. Ma ci sono anche porzioni di tele storiche come l'Alceste di Caravaggio
o la colazione alle ostriche di Jean-François de Troyes, esposto al castello di Chantilly, che testimonia l'abbinamento di crostacei e bollicine in Francia appena 10 anni dopo l'invenzione dello champagne da parte del religioso Dom Pérignon. La collezione sarà di scena fino a fine luglio e dovrebbe poi espandersi. Le opere cambieranno di stazione, c'è chi le imparerà a memoria. In un futuro, dice Philippe Daverio, mi aspetto anche merchandising d'arte, mentre fra qualche mese sarà possibile acquistare nei supermercati la guida alla mostra. Intanto in Canton Ticino gli italiani vanno in cattedra, questo lo racconta invece il Quotidiano Nazionale, il Giorno Nazione, Resto del Carlino, e boom di professori e maestri frontalieri verso il Canton Ticino, triplicati gli incarichi. Il prossimo anno ricorso ancor più massiccio a insegnanti italiani. Deputato svizzero della Lega preoccupato dell'invasione interroga il Consiglio di Stato. Il Foglio invece di Giuliano Ferrara, o meglio di Giuliano Ferrara, il vecchio direttore, di Claudio Cerasa, quello nuovo, si occupa con Giulio Meotti a pagina 2 invece di un premio a uno scrittore algerino minacciato. Si chiama Kamel Daoud, lo scrittore algerino minacciato, e dopo l'11 settembre del 2001 è stato lo scrittore che si è domandato com'è possibile che gli arabi siano bravi solo a fracassare aerei piuttosto che a costruirli. Lo scrisse sul suo giornale algerino, il Quotidien d'Oran, e piovero accuse di razzismo e odio di sé. Quando poi ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, ci hanno pensato gli imam, una fatwa, una condanna a morte per apostasia. Adesso le accuse contro Daoud, bollato come ateo infedele, si faranno sempre più forti perché la giuria presieduta da Bernard Pivot a Parigi lo ha premiato con il premio Goncourt per gli esordienti. È il massimo riconoscimento letterario di Francia. Nel dicembre scorso Daoud era stato oggetto di una fatwa da parte di religiosi salafiti in seguito alle sue parole riguardo alla relazione dei musulmani con la religione. In un intervento alla trasmissione On n'est pas couché su France 2, Daoud aveva detto: non possiamo criticare il mondo perché ci respinge, mentre noi stessi respingiamo il mondo. Pensato come seguito dello Straniero di Albert Camus, il romanzo di Daoud, nel quale dà la parola al fratello dell'arabo ucciso da Mersol nel romanzo di Camus, è accusato di condurre una guerra contro Allah, contro il suo profeta, contro il Corano, contro i valori sacri dell'Islam. E non è roba da poco. Per gli islamisti Daoud è anche colpevole di francofonia. Chi ne fa uso è sospettato di voler uscire da quello stato di minoranza in cui gli integralisti di Allah sognano di pietrificare il popolo. Dopo la fatwa, lo scrittore non si è rifugiato nel silenzio, ma ha risposto alla fatwa con un articolo: 50 sfumature di odio. Quelli che difendono l'Islam come pensiero unico, scrive, lo fanno con odio e violenza. Coloro che si sentono e si proclamano di origine araba hanno la tendenza a farne un fanatismo piuttosto che un'identità gioiosa o una ricerca di radici capaci di raccolti. Daoud attacca gli islamisti definendoli aggressivi, violenti, pieni d'odio, ombrosi, infrequentabili, miopi. Vedono il mondo solo come attacchi, complotti, manipolazioni e trucchi dell'Occidente. Il loro sguardo è fisso su quel nord che li schiaccia, li affascina, li rende gialli di gelosia. Minacciato di morte lo scrittore algerino Kamel Daoud. Lasciamo il Foglio con l'inserto dove il direttore, appunto Claudio Cerasa, si pone il problema di come sopravvivere al cappio di Renzi. Cosa doveva essere il Nazareno? Cosa poteva essere il Partito della Nazione? Ci si può consegnare davvero a Salvini? Il jolly di Marina Berlusconi, le regionali, Cameron, confessioni di un pezzo grosso di Forza Italia. È un pomeriggio romano a Trastevere. Di fronte a chi scrive c'è un pezzo grosso di Forza Italia, un ex ministro, ieri del PDL, domani chi lo sa, amareggiato, a tratti depresso, prova a ragionare sul futuro del centrodestra, con la stessa fiducia nel domani di una squadra che a fine campionato scende in campo sapendo di essere già retrocessa. È un insieme di parole, di ragionamenti, di riflessioni che questo ex ministro del PDL ci consegna, chiedendo di non rivelare la propria identità, ma accettando di veder riportati i suoi ragionamenti. Noi ex ministri, dice l'anonimo ex ministro del PDL, dobbiamo fare gli allenatori e farci da parte, non farci vedere più in TV. Rischiamo di fare il gioco del renzismo.
Fino a che continueremo a essere schiavi del lessico renziano, non riusciremo neppure a nominare quel che siamo. Il Premier si è impossessato di battaglie un tempo nostre e oggi non possiamo permetterci di dire soltanto no. Il nostro errore è stato su Mattarella. Oggi saremmo potuti essere al governo e il partito della nazione ci riguardava. Così riassume in estrema sintesi il Foglio la chiacchierata con l'anonimo ex ministro, mentre il Sole 24 Ore, tra le varie cose, ci dà notizia di un'altra inchiesta che si apre a Roma, una nuova tegola giudiziaria sulla giunta regionale del Lazio, un atto a firma del governatore Nicola Zingaretti del PD, che è finito al centro di un nuovo filone d'indagine nell'inchiesta sul sistema rifiuti condotta dalla Procura di Roma. Non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati per ora, ma a giorni lo stesso presidente Zingaretti sarà ascoltato in qualità di persona informata sui fatti, un atto fondamentale per ricostruire l'iter che ha consentito alla società pubblica Lazio Ambiente SPA di ottenere l'abbancamento di rifiuti urbani nella discarica di Colle Giolara a Colleferro, dopo la tritovagliatura e il successivo invio anche fuori della regione della parte organica. I procedimenti originano dall'ipotesi di associazione a delinquere che secondo le indagini vedrebbe come protagonista Manlio Cerroni, il re della discarica di Malagrotta, la più grande d'Europa, a Roma. Lasciamo però anche il Sole 24 Ore, andiamo brevemente ad Avvenire che si occupa di elezioni. La Lega fa male a Forza Italia, 4% a Forza Italia alle comunali. Berlusconi sotto assedio, Salvini lo gela a 79 anni, ora si goda il riposo, scrive Avvenire, che poi intervista per Forza Italia Alessandro Cattaneo. Sui temi noi siamo alternativi alla Lega, ora facce nuove e Silvio guidi la svolta, dice Alessandro Cattaneo, membro del comitato di presidenza responsabile della formazione di Forza Italia, ex sindaco di Pavia. Il Quotidiano dei Vescovi interpella poi Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera. Partito unico, non ci scioglieremo mai e ora Forza Italia scommetta sul nostro progetto. La nostra proposta ha presa sui cittadini, mentre Forza Italia evidentemente paga una linea politica ambigua e traballante, dice Fedriga. Abbiamo raddoppiato i consensi rispetto al 2009, dopo i risultati di Trento e Bolzano, e questo trend verrà confermato alle regionali. La crisi di Forza Italia è nei numeri. Credo che la posizione altalenante nei confronti del governo abbia disorientato gli elettori, che invece si sono ritrovati nel nostro progetto alternativo al renzismo. È ancora utile alla Lega un'alleanza con una Forza Italia così debole? Noi partiamo dal presupposto, dice Fedriga, che ogni accordo va fatto in base ai programmi e ai contenuti. Non ci interessano accozzaglie a tutti i costi per vincere. Non ci sciogliamo da nessuna parte, la Lega c'è e ci sarà. Detto ciò, chiunque voglia aderire al nostro progetto e a queste condizioni sarà il benvenuto. Con questo lasciamo anche Avvenire e adesso torniamo rapidamente al primo piano del Corriere della Sera. Intanto, svoltata la prima pagina dove c'è il titolo lavoro fisso, crescono i nuovi contratti, si scopre che i posti di lavoro sono diminuiti di 111.000 nei primi 3 mesi di quest'anno, dati Istat, pagina 3, non può fare a meno di notarlo Enrico Marno, mentre sulla questione della Grecia, pagina 5, Berlino apre al referendum del quale ha parlato anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble, il quale ha detto ok, fate pure un bel referendum per vedere se siete d'accordo con la ricetta di austerità o se volete qualcosa di diverso, ma il ministro delle finanze greco Varoufakis ha detto che per ora non serve il referendum perché i greci ci hanno dato un mandato chiaro. E sempre in tema di euro è morto sabato a 86 anni l'economista belga di origini ungheresi Alexandre Lamfalussy, considerato uno dei padri nobili dell'euro. Membro del comitato Delors, il gruppo di saggi creato dall'allora presidente della commissione per creare la moneta unica, Lamfalussy è stato direttore dal 94 al 97 dell'antenata della Banca Centrale Europea, l'istituto monetario dell'Unione Europea a Francoforte. Nominato poi dall'Ecofin presidente di un altro comitato di saggi per l'armonizzazione delle pratiche borsistiche nell'Unione Europea, allo scoppio della crisi 2008 il Belgio lo aveva nominato presidente del Comitato Superiore per una nuova architettura finanziaria. È morto sabato, 86enne.
E sempre dal Corriere della Sera, Mogherini chiama l'ONU all'azione, nella bozza non ci sono i raid aerei, ma serve una coalizione globale, ha detto la ministra degli esteri dell'Unione Europea. Anche il Presidente della Repubblica Italiana ha detto la sua: l'Unione Europea può assorbire i migranti, non conosco veti e mi pare che non si possa neanche parlarne. Nessuno può ignorare, ha detto Mattarella, il fatto che i profughi che approdano sulle nostre coste cercano l'arrivo nell'Unione Europea. Nessuno può negare che l'Unione è in grado di assorbirli. Ecco perché bisogna fare presto. Serve un'azione lungimirante, con uno sforzo che ora sarebbe proporzionalmente minimo, per evitare ondate migratorie molto più imponenti in futuro, ha detto il capo dello Stato italiano. Le richieste di Roma sarebbero queste: 25.000 trasferimenti e 250 milioni di euro per compensare le clausole che penalizzano l'Italia nella trattativa. E sempre dal Corriere della Sera, andando rapidamente a pagina 12, il ritorno di Salvini a Roma, tra camicie nere e tricolori, pienone di Casa Pound per il leader leghista, ma non c'è Fratelli d'Italia. Il pezzo, il racconto è di Fabrizio Roncone. Mentre sulle unioni civili si tratta sull'ipotesi dell'affido, al Senato è battaglia di emendamenti, muro del nuovo centrodestra, tentativo di compromesso, meno richiami al matrimonio, niente adozioni. I disegni di legge sulle unioni civili sono stati condensati in un unico testo base. A marzo la Commissione Giustizia del Senato aveva approvato il testo, ora il disegno di legge approda all'esame dell'Aula. Per arrivare all'approvazione il PD avrà bisogno del soccorso di SEL e Movimento 5 Stelle. E sempre dal Corriere della Sera, per la pagina degli esteri, la squadra di governo di Cameron, premiate le donne e gli euroscettici, ben 9 ministre donne, un posto per il sindaco di Londra Boris Johnson. Subito l'offensiva sull'Unione Europea, promette David Cameron, che ha presentato la nuova squadra di governo con più donne e un esercito di euroscettici e addirittura eurofobici, scrive Fabio Cavalera. Con ciò lasciamo il Corriere, torniamo brevemente a Repubblica. Detto della questione dell'Unione Europea, che ha mandato le raccomandazioni all'Italia per accelerare le riforme e sanare il buco delle pensioni, ed è difficile spalmare la questione delle pensioni su più anni, c'è anche un servizio, un articolo anzi di Federico Fubini, sul famoso piano Juncker per rilanciare l'occupazione, per ribattezzare sempre la carne in pesce ma stavolta in salsa europea. Fondi riciclati, super burocrazia, scarsi effetti sugli investimenti, il piano Juncker parte già azzoppato, scrive Fubini. Alla fine del mese prenderà forma il nuovo organismo che dovrebbe rilanciare la crescita economica in Europa. Il faticoso negoziato sta dando vita a un regolamento farraginoso che deve accontentare tutti. La struttura non avrà personalità giuridica autonoma, nasce politicamente debole. Nei primi progetti si è registrato un basso effetto volano nell'attrarre i privati, perché Juncker, dopo innumerevoli brandy e gin and tonic, aveva concepito il fantastico piano di rilancio dell'economia europea. In sostanza, ha detto Juncker, se voi europei ci mettete i soldi, potete fare tanti begli investimenti e l'economia cresce. Voi cittadini e imprenditori europei, datemi 300 miliardi, investiteli, così avrete la crescita. Che non è male, diciamo, gin tonic e brandy a parte non è male come soluzione. Investite voi, fate voi che cresciamo tutti e poi diciamo che l'abbiamo fatto noi. In primo piano sulla Repubblica c'è anche la questione del voto nelle città, Trentino e Val d'Aosta. Val d'Aosta dove la Lega supera il 10%, moltiplicando in maniera esponenziale i propri voti rispetto al passato, se non sbaglio 1,6 alle precedenti comunali, 10,4 adesso. In Val d'Aosta peraltro vince col 54% Fulvio Centoz renziano, e Berlusconi sotto il 5%. Boom della Lega, scrive Repubblica, tiene il Movimento 5 Stelle. Non mi hanno ascoltata, dice Micaela Biancofiore, deputata di Forza Italia di Bolzano. Con Franco Frattini avremmo vinto al primo turno. Abbiamo perso per colpa di dirigenti inadeguati, come il nostro segretario regionale Enrico Lillo. Un consigliere comunale con 202 preferenze 202, quelle della sua famiglia, si è confermato persona inadeguata, dice la signora Biancofiore.
Sempre poi da Repubblica, duro attacco di Salvini a Berlusconi, si occupi del Milan, il partito repubblicano non capisco cosa sia, la Lega non si scioglie, il segretario leghista sbarca a Roma, partecipa a un incontro con Di Stefano, uno dei leader di Casa Pound. Alfano è capace di garantire libertà di comizio, chiede Salvini, sono stufo di vedere poliziotti presi a sputi dai centri sociali. Sceglie di entrare da un ingresso secondario a Roma, l'aveva fatto a Lecce, ma nel Salento c'erano state contestazioni, a Roma fila tutto liscio, 4 blindati della questura, massiccia presenza della Digos, il sostegno di Casa Pound. Sono loro lo zoccolo duro dei militanti nella capitale, lo attendono in un tripudio di celtiche e fasci littori. Un capitano, c'è solo un capitano, gli urlano dalla platea. Il segno di una nuova fase per la Lega che archivia Berlusconi. Fossi in lui, dice Salvini, a 79 anni mi godrei i frutti del mio immenso lavoro e mi occuperei del Milan. Il partito repubblicano stile americano che lui vuole fondare? Non so cosa sia e comunque io non mi sciolgo in niente, dice Salvini. E sempre da Repubblica, pagina 21, la rivincita di Ségolène Royal, dimenticata per anni, ora è il braccio destro del suo ex, che è poi il presidente della Repubblica francese. Messa all'angolo dopo la sconfitta contro Sarkozy, isolata dalla Trierweiler, la successiva compagna di Hollande, la madre dei 4 figli del presidente francese è tornata in auge. François si fida solo di lei, dicono all'Eliseo, ministro dell'ambiente e dell'energia, è formalmente la numero 3 del governo, ma sembra un gradino sopra gli altri. Qualcuno ironizza e parla di re e regina madre. La Royal replica è ridicolo, siamo nel 2015 e non nella Versailles di Luigi XIV. Infine, sempre da Repubblica, l'intervista alla tassista di Roma violentata, io rovinata per sempre, ma ora quell'uomo resti in carcere a vita. Ha addosso ancora i segni delle botte, ma le ferite dentro sono anche peggio. Quelle, dice, non si rimargineranno più. Parla la donna vittima dell'aggressione di venerdì scorso a Roma. Ho paura, ma tornerò a guidare, è il mio lavoro. L'unico sollievo è che l'abbiano preso in fretta, così non potrà far del male ad altre persone. Schiaffi, pugni e insulti. In quei momenti mi sono sentita del tutto inerme e ho temuto di morire. Una delle cose più brutte, racconta la donna, è che quando se n'è andato era tornato tranquillo, quasi che per lui fosse un'abitudine. Infine, sempre da Repubblica, pagina 33, le conseguenze dell'Italicum è il commento di Franco Cordero. Non mi dimentico sempre di citarlo, però il vorace va sempre letto. La pagina delle lettere di Repubblica è un appuntamento quotidiano imperdibile. Il vorace è Corrado Augias, è stato definito così da Giuliano Soria, patron del premio Grinzane Cavour, il quale lo ha chiamato vorace perché, dice Soria, quello mangiava, hai voglia se mangiava, e chiedeva in nero anche. Così dice Soria. Poi Soria è scomparso dopo che hanno già chiuso il processo, perché c'erano dentro tutti i nomi della bella intelligenza fra i voraci del premio Grinzane Cavour, che distribuiva milioncini di euro. Comunque Franco Cordero, esimio professore torinese, si occupa delle conseguenze dell'Italicum. Salta agli occhi che l'Italicum sia un'ingegnosa sopperchieria. Lo junior del circo politico italiano, chiamiamolo Gran Cuculo, sarebbe poi Renzi, si impadronisce del PD alle primarie, sbaragliando una litigiosa confraternita parolaia candidata alle sconfitte, e sarebbe strano che non vi contribuissero schiere blu, avendo riconosciuto l'emergente condottiero. Incoronato segretario rimane tra le quinte, mentre la vecchia guardia affossa Romano Prodi, reinvestendo Neapolitanus Rex, con sguaiata festa berlusconiana. Indi defenestra il gemebondo premier. Eccolo in sella, padrone dell'esecutivo. Al pubblico piace, così dinamico, imperioso, tranchant. Sotto qualche aspetto paragonabile al giovane Mussolini. Tutte e due vogliono cambiare l'Italia. Parlano come se dire una cosa fosse averla fatta. Cautela e dubbio non fanno parte del suo repertorio egocratico. Ha convocato Silvius Magnus al Nazareno. Il dialogo scorreva in profonda sintonia, dichiara uscendo. E sappiamo
I programmi Forza Italioti, dai privilegi Mediaset alla giustizia classista, frase da intendere alla lettera. Avesse inibizioni ideologiche non vanterebbe una precoce carriera, tornei televisivi inclusi. Gli conferisce glamour avere imposto figure da vassallo al vecchio partner, divorarselo a quel modo, un fondatore di imperi mediante frode. Era un'impresa da lupo mannaro, il tutto con l'arte di uno che giochi a scacchi, astuto, cinico, fortunato. Aveva Giovanni Battista nel loquace capo dello Stato, intrighi notturni lo riportano al Colle, predicava larghe intese, le attua incaricando Enrico Letta. Onomasticamente perfetto, poco concludente, dopo 10 mesi arriva il gran cuculo, Renzi. Il pezzo prosegue a pagina 33 di Repubblica. Finisce invece la rassegna stampa. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Signor Cateran, ecco il suo nuovo climatizzatore. Allora, il sopralluogo è incluso? Sì.